Sono alcune delle emergenze che abbiamo. Pensare di dover occuparci ancora di 170.000 disoccupati, nonostante noi abbiamo come Veneto la miglior performance d'Italia dopo Trento e Bolzano per ovvi motivi sulla disoccupazione, 6,7%, seguiti a ruota dall'Emilia Romagna con il 7,3%. Quindi lavoro, l'applicazione poi di tutto quello che sono i nuovi negoziati con l'Europa che abbiamo fatto, noi per primi, Fondo Sociale Europeo 760 milioni di euro per i prossimi 6 anni, quindi politica attiva del lavoro, formazione e quant'altro, e il Fondo per lo Sviluppo, il FERS, 600 milioni di euro per i prossimi 6 anni. Diciamo innanzitutto che la cooperazione del Veneto è una cooperazione sana. Quindi tutto quello che sappiamo delle cooperative, dei casini a livello nazionale non c'entra niente con il Veneto. Quindi la mia vicinanza va alle cooperative del Veneto, le conosco ormai da un pezzo, addirittura le ho seguite dal Ministro, per cui per me mi sento a casa quando le incontro. E quindi si possono seguire, loro pongono una questione che peraltro pongono anche a altre associazioni di privati, che è quella delle gare al massimo ribasso, cioè di fare in modo, lo spieghiamo ai cittadini, di far uscire dalle offerte di gara coloro che si dichiarano di poter fare i lavori a prezzi che sono ingiustificabili da quanto bassi sono. E direi che è una buona idea, però bisogna normativamente fare in modo di non avere guai dopo, perché sennò i ricorsi bloccheranno tutte le opere.